Il vento soffiava forte sulla costa di Bretagna. Onde alte si abbattevano sulle rocce, mentre una piccola imbarcazione lottava per non essere inghiottita dal mare in tempesta. A bordo, un uomo dal volto segnato dalle fatiche stringeva un rosario consumato dal tempo. Il suo cuore desiderava tornare alla terra natale, ma il destino aveva scelto un'altra strada. Era un uomo di parola e di preghiera, che non temeva il lungo cammino né la fatica. Fin da bambino, sua madre aveva visto in lui una luce speciale, un segno dal cielo. Aveva studiato con passione, cercando non il sapere per vantarsi, ma la verità per donarla a chi aveva sete di speranza. Da giovane aveva scelto la via di chi rinuncia a se stesso per seguire un amore più grande. Vestito di un semplice saio, con piedi scalzi e sguardo rivolto verso il cielo, aveva abbracciato la missione che sentiva bruciare nel cuore. La sua voce attraversava piazze e chiese, scaldava i cuori spenti, scuoteva anime addormentate. Ovunque passasse, si accendeva un fuoco di conversione e ritorno alla fede. Non c'era luogo in cui il suo cammino non avesse lasciato traccia. Paesi interi si fermavano per ascoltarlo. Uomini e donne si stringevano attorno a lui per udire parole di speranza. Re e poveri, sapienti e ignoranti, tutti rimanevano colpiti dalla forza della sua predicazione. Non parlava con superbia, non cercava il plauso del mondo, ma solo la salvezza di chi lo ascoltava. Il corpo, però, iniziava a cedere. Troppi viaggi, troppi digiuni, troppe notti passate in ginocchio a pregare. La voce restava forte, ma le forze lo abbandonavano. Sentiva che il tempo della grande battaglia stava per finire. Desiderava rivedere il sole della sua città, camminare ancora una volta tra le strade dove era nato. Ma il mare aveva deciso diversamente. Dopo la tempesta, trovò riparo in una piccola casa vicino alla grande cattedrale. Il cielo era grigio, il vento soffiava ancora, ma nel suo cuore regnava la pace. Aveva dato tutto, aveva speso ogni respiro per la missione affidata dal cielo. Ora era pronto. Con le ultime forze unì le mani in preghiera. Non chiese gloria, non chiese ricompensa. Solo che chi aveva ascoltato le sue parole continuasse a vivere nella verità e nella fede. Un sorriso si posò sul suo volto, poi il respiro si fece leggero come il battito di un'ala. La sua anima volò in alto, lasciando sulla terra il ricordo di un fuoco che mai si sarebbe spento. Passarono gli anni, ma la sua voce non smise di risuonare. Oltre le montagne, oltre i mari, il suo esempio continuò a brillare. Chi aveva udito la sua parola la portava nel cuore come un tesoro prezioso. E ancora oggi chi si ferma ad ascoltare la sua storia sente il battito di un'anima che ha vissuto solo per amore, solo per la luce.